Buongiorno amici di Io Compro Siciliano Chef e buon weekend a tutti. Oggi è una giornata speciale per me perché finalmente sono insieme con un amico in cucina, un amico di Io Compro Siciliano, ma non solo. Quindi vi svelo subito quello che già vi avevo detto nell'anteprima. Sono qui con Vincenzo, un amico di Io Compro Siciliano che ha fatto anche pace tra i siciliani, è stato uno dei fautori della pace tra il famoso arancino catanese e l'arancina palermitana. Ma com'è stata questa avventura? Ci siamo divertiti, diciamo. Ci siamo divertiti. È passato questo il messaggio di divertimento. E con il cibo, insomma, si fa pace, ci si ama sempre in tutte le salse, no? Meglio di così. Per rimanere in tema. Per rimanere in tema. Quindi oggi io e Vincenzo abbiamo sposato un po' nella nostra ricetta i nostri amori, quelli per il mare e quello per l'orto. E la stagionalità. E la stagionalità soprattutto, perché come vedete Vincenzo nella sua magliettina c'ha il simbolo della chiocciolina Slow Food, perché noi adoriamo cucinare stagionale, perché stagionale e locale soprattutto significa poter spendere meno e mangiare meglio. E conoscere i nostri prodotti. Sicuramente. Quindi tu tra l'altro io ho scoperto che Vincenzo è la mia versione al maschile, perché anche lui ama prodursi le verdure da solo, anche lui ama parlare dei prodotti locali e lo fa anche tramite la sua pagina Facebook, quindi vi consiglio anche di seguire le sue ricette. Io ultimamente ne ho copiato una tua, quella delle cristelle di riso, e ti devo dire che mi sono venute buonissime, infatti non ne ho assaggiate neanche una, perché non sono tutte, e tu sai la mia famiglia, come siamo composti in famiglia, io cucino, è una fortuna, io cucino e loro mangiavano, quindi io non ne ho assaggiate neanche mezza, quindi so che sono venute buone. Cosa cuciniamo oggi? Dai, ti do l'onore di dare la ricetta. Oggi faremo la pasta con i tenerumi, quindi verdure di stagione, che sono le foglie della zucchina serpente, della zucchina lunga. Ora la cucuzza, chiamiamola come si chiama. Ok, e poi metteremo, piuttosto che farla in brodo, semplicemente in brodo come... L'ho fatta io qualche settimana fa in brodo. Come le nonne ci hanno insegnato, la faremo oggi in una versione un po' più complessa, tra virgolette, perché metteremo il pesce, un po' di pesce all'interno di questa ricetta. Ovviamente nel po' di pesce ci entra tutta la mia personalità e quindi abbiamo messo le cannocchie, che in siciliano vengono chiamate le cicale, ma sono veramente un pesce che anche la settimana scorsa con le amiche blogger di Inciampando sono rimaste impressionate da questa cannocchia, perché è veramente brutta, ma è veramente brutta perché sembra da questa parte una mantide, di qua sembra che ha degli occhi un po' malefici che ti guarda tipo bambola assassina, diciamo è un pesce veramente brutto, ma come tutte la maggior parte degli ingredienti brutti è buonissima, e quindi spesso la si utilizza al posto dell'aragosta, perché infatti è l'aragosta dei poveri, anzi forse è anche più buona dell'aragosta. Quindi io intanto comincio a bollire qualche istante proprio queste cannocchie, perché altrimenti a volte la polpa dentro le cannocchie è un po' liquida, quindi bisogna farla addensare bollendo il pesce per qualche minuto. Nel frattempo io lascio la parola a Vincenzo, che vi spiegherà come pulire i tenerumi. Dedico questa ricetta alla mia amica Carmelinda Gentile, perché ultimamente ho visto i suoi post tutti dedicati alla ricetta dei tenerumi, che era da pasta che era, perché lei giustamente sta in Olanda e quindi non so se lì ha la possibilità di trovare i tenerumi, ma per lei è la ricetta dei ricordi e della Sicilia di questo periodo. Allora Vincenzo vi spiega come pulire le foglie dei tenerumi, e io metto a bollire il pesce. Io mi ricollego al tuo ricordo, no? Un po' questo ricorda il piatto della nonna. Allora, le foglie dei tenerumi basta staccarle dal gambo e successivamente con un coltellino andare a sfilare questi filamenti dalle foglie, che sono la parte un po' più resistente, un po' più tenace. E quindi andare a recuperare tutte le foglie dalla pianta, perché in realtà la storia narra
che le zucchine venivano vendute dagli ortolani e non potevano permettersi di mangiare le zucchine, quindi era necessario andare a recuperare le foglie. E quindi era un piatto tipicamente dei contadini, un piatto poverissimo, che però era buono, gustoso e a pochissimo prezzo. E quindi è stata tramandata da sempre questa ricetta. Addirittura, non erro, addirittura sono stati i Fenici a portare la zucchina, questa varietà di zucchina qui in Sicilia. Qui in Sicilia. Ed è diffusa sia nella Sicilia orientale che nella Sicilia occidentale. Ma quindi, sai, la ricetta proprio fatta con i tenerumi, io so da alcuni amici che ci seguono un po' da tutta la Sicilia, perché il bello di Io Compro Siciliano è che abbiamo persone che ci seguono da tutte le parti e quindi possiamo condividere, no, certo, le ricette. E alcuni di loro mi hanno scritto che loro, per esempio, le foglie le buttano, non vanno in campo a raccogliere le foglie dei tenerumi, ma vanno buttate. Poi, quindi è proprio... quando si cura, ti interrompo perché sì, la cosa sì. importante è quando si cura l'orto, Sì. questi rametti vengono tolti perché la pianta di zucchina, in pratica, fa moltissima vegetazione, quindi vengono tagliati apposta dagli ortolani in modo tale che la pianta si concentri su un unico ramo e va a fruttificare in modo... Perché ricordiamo che nell'orto la pianta si allunga e si ramifica e si arrampica. Poi fa tanti fiori, come vedete, fare e anche quindi tenderebbe a fare tante zucchine, però non riuscirebbe a produrle tutte. E quindi il contadino le va a togliere proprio dalla pianta e piuttosto che buttarle, come dicevo prima, come raccontavo prima, le va a cucinare. Allora, guarda, noi intanto salutiamo i nostri amici che ci cominciano a seguire. C'è Ivana Laura Sorge, che è un'amica tua. Ciao Ivana, anche da parte mia. Ogni tanto però non salutate soltanto a lui, ci sono pure io, perché se salutate soltanto lui se è ospite a casa mia, sta cucinando, non ho capito bene se la ricetta è mia, che è sua, però insomma salutate anche me ogni tanto, se no ci resta male la scelta, capito? Poi abbiamo pure Giovanni Lorenzo Montemaggiore, magari. Buongiorno, siete simpaticissimi, grazie. Visto Giovanni, già come sei un pochettino più carino. Poi c'è il signor Tito Buleri, che saluto, lui e la sua famiglia, la nipotina Viola, ormai so come si chiama pure Viola, quindi un bacione a lei. Utilizzo il saluto per Viola anche per tutti gli altri bambini che ci seguono, che sono tanti, che ormai le mamme o le zie, le nonne mi fermano: mia nipote ti segue perché tu saluti i bambini, quindi un bacione a tutti i bambini, anche perché i bambini sono il nostro futuro e dobbiamo sempre coccolarli. A breve, magari anche con Vincenzo, faremo una ricetta tutta dedicata a voi, così potete seguirci. E so che tra l'altro i bambini ci seguono in particolar modo su YouTube. Una delle mie fan più sfegatate è appunto Sara, la figlia di Anita Tale. Io do un bacione anche a Sara e a tutti i suoi cuginetti. E allora noi abbiamo qui queste foglie. Sì, tu le hai già pulite come le abbiamo prima? Sì, le abbiamo pulite togliendo questi e poi come le sono diventate così belle? Perché le sono tutte mosce. Le abbiamo lavate e quindi sono un po' riprese. Un po' riprese, perché con questo caldo infatti, quindi adesso le mettiamo semplicemente a bollire l'acqua calda. No, li mettiamo a soffriggere. Direttamente? Sì. Questo passaggio viene a soffriggere con olio e uno spicchio d'aglio. E io non ho messo la crema con l'acqua a bollire, che così ci facciamo la pasta. Hai capito? C'è questo passaggio, vedi, cucinare a quattro mani certe volte dà delle sorprese. E quindi lo stesso adesso la bene, allora prendiamo l'acqua bollente e la prendiamo e mettiamo la padella. Ok, l'aglio abbiamo qui quello di Nubia, anch'esso presidio Slow Food. Come vedete oggi la puntata è movimentata. Dopo aver fatto la mia esperienza con le amiche blogger ed inciampando, che però diciamo oltre a mangiare in puntata non hanno fatto granché, anche se poi poverette si sono lavate tutti i piatti, soprattutto Elisa, che saluto. Invece Giuliana ha soltanto mangiato e si è ispirata e ha fatto molte storie. Se lo vuoi tagliato intero. Io stavo già tagliando, meno male che non vedi, oggi lui è il capo, che devo fare ospite, non è che lo posso trattare male, è il capo.
Infatti le donne mi ancora sei single, vedi per me il tuo segreto, le donne, però lui ancora è single. Allora, come potete vedere, Damiano sta inquadrando la magliettina di Vincenzo sullo food comunità educativa, gastronomica etnea. Quindi diciamo che non solo divertimento in cucina, ma anche tanta cultura. Arrivano altri messaggi per te, Vincenzo, perché logicamente lei niente, mi sa che adesso io andrò ospite da Vincenzo, perché dato che tira molto, però lui è sempre single, l'avete capito? Allora mandatemi le richieste che io qua mentre noi cuciniamo faccio tutta la lista e vediamo. Parliamo di ricette, non ci conviene l'argomento. Allora abbiamo Aurora Aloisi, la conosci? Certo, la tua cuginetta, ti mando un bacione. Ciao Aurora. Aurora, ma non ce l'hai un'amica per Vincenzo che sta sistemando? Ma non lo so io. Abbiamo Francesco Caravello che ci saluta, buongiorno ad entrambi, ciao Ciccio, buongiorno anche a te. E poi abbiamo... Sì, apri. Ivana Laura Sorge, ciao cari. Buongiorno anche a te. Grazie per seguirci anche in questo sabato di vacanze. Molti nostri amici ormai sono in spiaggia a godersi il weekend. Io e Vincenzo diamo un saluto particolare al nostro amico Corrado Latira e lui sa il perché. Un abbraccio, ti vogliamo bene. Speriamo di vederci presto. Allora. Io ho qui le mie cannocchie in bollitura. Potete vedere che le cannocchie durante la cottura cambiano colore. Non appena cominciano a diventare tutte un po' arancioni, vuol dire che stanno cominciando a cucinare. Per queste cannocchie devo ringraziare ancora una volta gli amici della pescheria Bottaro, che sapendo che noi stavamo inventando una ricetta con il pesce, quindi che avrei utilizzato le cannocchie per la mia ricetta, Andrea e la famiglia Bottaro ce le hanno mangiate. Sapendo che io sono golosissima di cannocchie, mi hanno fatto questo gradito omaggio a me e a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, quindi grazie Andrea. Allora, io ho dimenticato di fare la vaschettina, di solito ho quelle elegante, oggi ho la vaschettina con scritta caffè, ma è sale. L'importante è saperle le cose. Oggi abbiamo anche un'altra ospite che in questo momento è seduta, che non si vuole fare vedere, ma c'è una mia carissima amica in cucina, dai, gira, avanti. Vedi in cucina, vedi? Facevi cose film in cucina. Vi presento Gabriella Milostane, io devo veramente un grande grazie a Gabriella perché mi ha presentato Vincenzo, perché quando noi Io Compro Siciliano eravamo alla ricerca di qualcuno che facesse questa battles sulle arancine e sugli arancini, Gabriella mi ha detto: ma guarda, Vincenzo è l'uomo che fa per te, e io non lo sto potendo lasciare più, e per questo lui è furbo che non si fa fidanzato, perché così tutte le amiche lo coccolano, vero? Non funziona questa cosa. Si mette anche tu no, non si riesce a fare il fidanzato. Niente, Vincenzo cerca una donna che... Ma non è l'argomento della puntata. Che sia una buona porchetta. Cucina che noi abbiamo un appello per chi fosse interessato. Ma io non so tante buone porchette. È una persona delle mille risorse. E 20 porchette. Quindi abbiamo bisogno di dare il cucchiaio d'argento ad una donna che possa con piacere Vincenzo cosa? Te la pagheremo? No, ma ancora il conto è aperto, non ti preoccupare. E quindi diciamo che la situazione perciò è questa. Io noto che tu hai degli orecchini bellissimi, con la trinagria. Hai capito? Guardate che orecchini meravigliosi che ha Gabriella, perché logicamente io non posso non frequentare gente che ha innamorata la Sicilia proprio a 360 gradi. Gabriella, tu come... se dovessi descrivere la Sicilia, come la descriveresti? La Sicilia è un posto, a parte che la mia terra, però è un posto... Lì qua dentro telecamera, e i nostri amici vogliono vedere anche te.
Se no pensano che dobbiamo far fidanzato soltanto Vincenzo e quindi invece così facciamo vergognare pure Gabriella, che dici, va bene, per la par condicio. La Sicilia, cioè, io ho lavorato nell'ambito turistico, per me la Sicilia rappresenta un posto dove si possono fare mille esperienze, sia di tipo gastronomico, ma anche naturalistico. E noi così ci siamo conosciuti. Culturali, esatto. Questo è stato, diciamo, anche l'anello di congiunzione. Perché chi fa il lavoro mio con il lavoro di Gabriella, che ha sempre ha vissuto anche all'estero, ha visto cosa c'è fuori, ma è voluta ritornare in Sicilia, e che quindi ha sempre consigliato viaggi ed esperienze anche a chi volesse venire in Sicilia o per lavoro, per lavoro, per vacanza. Promuovendo appunto a 360 gradi io la Sicilia. Sì. Parla, non ti preoccupare, io ti ho lasciato io e Gabriella ci siamo conosciute perché l'ho invitata a fare una cooking class in campagna a base di pane e pizze, e quindi ci siamo conosciute perché quando due donne, io ultimamente ho la fortuna di vedere moltissima connessione tra le donne, che è una cosa bellissima, perché prima magari si vedevano le donne che appunto litigavano fra di loro, che non andavano d'accordo, ma invece adesso c'è molta cooperazione tra le donne siciliane e questa cosa è bellissima. Io vi suggerisco che se avete sott'occhio un'amica che ha quell'input in più, che potrebbe essere la vostra compagna di viaggio nel lavoro, fatevela amica e vedete un punto di connessione, perché sarà un'esperienza grandiosa. La sinergia e l'unione con la donne, assolutamente qualcosa di... Qui ci siamo. Allora lo chef in capo stamattina dice che qui ci siamo, quindi che facciamo? Scoliamo le cannocchie e così possiamo mostrarle anche ai nostri amici di Io Compro Siciliano, perché prima di poter prendere la polpa di questo pesce dobbiamo farlo un po' raffreddare. Io conservo l'acqua dove ho bollito le cannocchie, perché già le ho lavate prima, la conservo in modo tale da poterci poi andare a bollire la pasta e quindi andare a cucinare la pasta, perché così la pasta assorbirà il sapore del pesce, oltre a quello delle verdure, che Vincenzo sta preparando in padella. Come si dice in siciliano, sta cotturando. Come le chiami tu le verdure così? Io mi ricordo che anche mia suocera mi dice queste sono verdure cotturate perché non sono né fritte né bollite, ma semplicemente appassite, una scottata in padella. Non andremo a fare una ricetta dove i tenerumi saranno a zuppa, ma saranno invece molto concentrati, quindi andremo a fare una crema. Infatti li lavoreremo adesso con con il frullatore di immersione, in modo tale da andare a creare una vera e propria crema che andrà a condire la nostra pasta, e quindi la renderemo più saporita da questo punto di vista. E questa è una modalità per far mangiare i tenerumi anche ai bambini, potenzialmente le verdure che mangiano, quindi facendo una sorta di crema può darsi che sia un po' più piacevole. Come si dice in Trentino, ci ambrusava come la zuppa di Hulk, e quindi gli diceva guarda, è stata bravissima, la qualsiasi anche troppo. Si mangiano di tutto diciamo, l'unica cosa che non piaceva a Manfredi quando era piccolo era il sedano, proprio questa quando io gli facevo la zuppa verde ho capito che il sedano era l'unica cosa che non gli piaceva, però penso che si possa sopravvivere senza sedano. Quindi cosa stiamo facendo? Adesso in pratica si sono cotti con la loro stessa acqua, quindi ho aggiunto le foglie direttamente nella padella, mettendo prima un po' d'olio, uno spicchio d'acqua e poi aggiungo il sale. E quindi per osmosi l'acqua di vegetazione ma io come parla bene, ragazze, ma questo è un ragazzo che parla pure bene per osmosi, no perché c'è misu sale, perciò le verdure perdono l'acqua, no, per osmosi, macci che bello. E quindi adesso andremo a utilizzare questa crema di verdure che faremo direttamente dentro la padella, quindi non lì andremo a lavorare qui dentro.
Allora, qua dice sempre questa tua amica Ivana, che tanto sotto dice Vincenzo, ti vogliono anziato. Vincenzo, ma cosa significa che ti vogliono anziato? Sì. Anziato, Ivana, ma cosa intendi dire con anziato? A me sembra abbastanza ganzo, quindi non lo so se anziato significa ganzo o in questo momento ti sembra che sia un po' così sottomesso, ma ti garantisco che non lo è, perché qui si trova benissimo, vedi, apre i cassettini, li chiude. Salutiamo pure la nostra amica Chiara Sedita, complimenti Alessia. Grazie Chiara, grazie, almeno una donna che non fa tutti i complimenti soltanto a Vincenzo, ma che pensa anche a me. Quindi un saluto a tutte voi. Allora, Vincenzo sta cominciando a frullare con un mini timer ad immersione così da poter creare questa tema. Sì, puoi già fare la pasta. Vedi come mi dà gli ordini, possiamo andare a calare la pasta, gli ordini chef. Sì, chef. Pastello, forse. Fuoco. Allora, io vado ad aprire questo pacco gigantesco di pasta che mi è stato donato, ma in realtà non a me, ma a mio figlio Federico, perché lui ama questo formato di pasta chiamato palamarata e lo ama in particolar modo condito con gli scampi. Quindi sicuramente oggi questa versione di pasta con i tenerumi, con le cannocchie, sarà una pasta che lui gradirà moltissimo, perché appunto le cannocchie hanno un sapore molto simile, se non più buono, degli scampi. Quindi anche per andare a fare una spesa più economica, quando trovate gli scampi a 12 euro, a 25 e nello stesso banco trovate le cannocchie, preferite prendere le cannocchie perché di solito sono fresche, quindi della giornata, a volte le vedete anche muoversi, tanto che sono fresche, mentre gli scampi certe volte sono decongelati, quindi allora meglio preferire un pesce locale e fresco piuttosto che un pesce che venga congelato e poi allora, congelato. Avevo visto dei pomodorini da aggiungerei. Sì. Faccio una porzione abbondante, tanto questo sarà soltanto l'antipastino. Questo piatto di pasta lo possiamo dedicare a Davide Morici, che poi ogni volta che finisce la trasmissione, che poverino, lui va in Daviduccio mio, e lo so che tu ancora non hai pranzato, e quindi questo è un piatto di pasta che ti dedico, va bene? Prima o poi veniamo a cucinare lì a Palermo direttamente per te, e quindi ti serviremo un piatto di pasta come si deve direttamente nel tuo studio. Allora, io ho calato la pasta, devo aggiungere soltanto il sale nell'acqua e così andiamo a completare. Che mi sta sembrando bello oggi, che non devo fare il collegamento, che devo vedere se c'è l'ospite che mi sente, come si devo fare le domande. Se poi quando vuoi parli, ma che senso? Allora, sto aggiungendo dei pomodorini senza affrontarli, così avremo poi al piatto. Allora, ci sono pure la signora imperatrice Stefania. Quella è demoniata. Ecco, quindi è un saluto che non ci tocca da leggere. Ciao ragazzi, bravissimi, io sono bravissima, lo so, e lui non li ha portati. Perché sei solo di tu. Ve li siete mangiati tutti, vi dovete vergognare, la prossima volta noi facciamo da qui il pulmino e ci veniamo a mangiare a casa vostra, a sorpresa. Poi la nostra amica Chiara Sedita dice: unione tra noi donne tanto diverse, tanto forti, assolutamente di buona forchetta. È vero, buona forchetta o non buona forchetta, io sto scoprendo con il mio compro siciliano che ci sono moltissime donne imprenditrici che hanno unito la loro amicizia al loro lavoro.
proprio l'altro ieri quando ho sostituito Francesco Caravello in aperitivo social, ho scoperto che ci sono due donne, una stilista e una creatrice di gioielli, che si sono messe insieme e hanno formato una linea curvi. Brave ragazze, io vi verrò a trovare con le mie amiche, faremo il pulmino, già ve l'ho detto, e ordineremo, se non possiamo venire direttamente, i vostri vestiti online su Facebook. Quindi viva le donne curvi, viva tutte le donne in generale. Allora, Vincenzo qui ha aggiunto, sì, faccio vedere questo colore fantastico dei tenerumi, li ha fatti soffriggere un po' con la loro stessa acqua i tenerumi in padella con un po' d'olio e aglio, li ha frullati, sì, ha aggiunto qualche pomodorino proprio per colorare sì, questa crema. Mi piace il peperoncino. Il peperoncino mi è stato mangiato stamattina da un mio amico, da un mio amico che si chiama Vincenzo, oppure c'ho questi che invece sta coltivando mio figlio Manfredi. Quindi decidi quale vuoi. E allora io lo pulisci qui? Sì. Non lo aggiungiamo tantissimo perché sono sicuro che sarà. Sì, sono abbastanza calienti. Andiamo a vedere direttamente. Ok, io nel frattempo vedo se già si possono. I pomodori secchi? Pomodori secchi c'ho del buon capugliato. Ti accontenti? Certo. I pomodori secchi ce li siamo finiti. Allora, il capugliato è un prodotto di pomodori secchi che potete utilizzare al momento quando vi servono. Sembra preparata, ma non era. È un prodotto che io amo particolarmente perché soprattutto quando prepari due bruschette, diciamo, è un pomodoro secco che viene saltato con finocchietto selvatico, si possono aggiungere delle foglie di basilico, quindi è adatto un po' a tutto. Vedi, io l'ho capito che Vincenzo è la mia versione maschile, perché nelle cucine gli vengono delle idee da abbinare al piatto che sta cuocendo e ce le aggiunge. E quindi, allora io vado a tagliare qui le nostre cannocchie, perché ne ho comprate tante, anzi me ne ha regalate tante Andrea, perché questo tipo di crostaceo, vedete, a volte proprio dentro si trova vuoto e quindi bisogna semplicemente raccogliere il succo che c'è dentro, che avrà un sapore di mare speciale. Quindi non è semplice avere la polpa di una cannocchia, anche perché potete vedere, pur essendo un grande crostaceo, dentro a volte è proprio vuoto, quindi non è semplice avere tanta polpa o trovarla in pezzi. Vedete qui c'è proprio pochissimo, quindi la andiamo a raccogliere con un coltellino e poi andiamo a spremere un po' il guscio per ricavarne più succo possibile. Questo però vi garantisco che darà un sapore di mare pazzesco, perché già vedi che profumo che sta salendo su alla vostra preparazione. Abbiamo messo i pomodori. Dita perché poi io devo scrivere la ricetta, se no la faccio scrivere a te. Allora, abbiamo messo, abbiamo soffritto uno spicchio d'aglio in olio extravergine d'oliva, sì, possibilmente siracusano o siciliano, certo, con tanti oli che abbiamo. Si usa poi, certo. ci sono degli oliotti. Poi abbiamo messo le foglie della zucchina, della pianta della zucchina, sì, senza aggiungere acqua, ma tutto con un po' di sale. In tal modo abbiamo creato che cosa? Come le definite prima, le verdure accotturate. Abbiamo cutturato le verdure. Le abbiamo stufate appena. Vedete, per osmosi. E poi abbiamo stufato le verdure che poi per osmosi hanno ok, questa è l'ultima ricetta. Ma perché non mi stai divertendo? Certo, mi sto ascoltando tutto il tempo. Ma non è vero, perciò. Poi abbiamo me stessa, che uso invece vocaboli della tradizione siciliana e lui invece rende la tradizione più acculturata. Certo. Nel senso di acculturata, non stufata. Poi cosa abbiamo aggiunto? No, niente, poi abbiamo frullato semplicemente le foglie e ho aggiunto dei pomodorini in seconda battuta. Poi mi è venuto in mente, perché avevo visto
mi è tornato un flash il capodiato di pomodorini secchi, perché è abbastanza gustoso e quindi il piatto lo renderà un po' più deciso, e un pezzettino di peperoncino. Carmelita, se ci stai seguendo, questa ricetta è dedicata un po' anche a te, quindi spero che questa versione di pasta con i tenerumi sia di tuo gradimento. È ovvio che appena scenderai in Sicilia sarai ospite nostra, anche perché ora andiamo a giudare cos'è che stiamo ambicchiando la sta ricetta, quindi dovremo rivederci il video e scrivercela veramente, perché altrimenti non andiamo a ricordare. Sicuramente sarà... L'abbiamo fatta 1000 volte. Sicuramente sarà una ricetta che andremo a ripetere per perfezionarla, però oggi stiamo facendo un po' un'improvvisazione, per questo non ci sarà la ricetta scritta subito dopo o durante la trasmissione sulla pagina, perché ancora la dobbiamo Ma il bello è questo, andare al mercato, quello che abbiamo fatto stamattina è stato andare al mercato di Siracusa, di Ortigia. Ti sei divertito? Tantissimo, perché ho avuto 2 ciceroni fantastici. Li salutiamo? Li conosci? Ma non lo so. Uno si chiama Manfredi e uno Federico. Ma non lo so. Probabilmente ci siamo incontrati da qualche parte. Ci hanno portati in giro a fare la spesa, è stato veramente, veramente bello. Perché abbiamo appunto comprato i prodotti che in questo momento sono diffusi, quindi sia dal pesce che dalle verdure. Ed è importantissimo rispettare la stagionalità. Ma una volta la pasta gliela dai? Perché qui abbiamo gli assistenti di cucina che ci ricordano che noi chiacchierando e qua praticamente ci stiamo un attimo perdendo le fila della ricetta. Io nel frattempo qui vi sto dimostrando quanto sia difficile ricavare della polpa da questi crostacei, però vi garantisco che ne varrà la pena anche avere questo po' di succo che andiamo a ricavare, perché avrà un sapore proprio di mare, di stagionalità pazzesca. Quindi Vincenzo, quanti minuti mancano? Siamo già quasi addirittura d'arrivo. Ok, devo scovare la pasta. Allora, puoi inquadrare qui, così facciamo vedere. Vedi come ha preso confidenza? Vedete? Guarda. La crema di verdure che è stata densata al massimo, quindi non c'è un vero e proprio brodo. E adesso andremo a scolare la pasta velocemente e la butteremo direttamente dentro la pentola. Guarda, se ci metti il coperchio lì in quella pentola vai direttamente. Io mentre sto finendo di prendere un altro po' di polpa delle nostre cannocchie, certo non avrei potuto preparare in diretta questa ricetta se non avessi avuto uno chef di riferimento, perché altrimenti già pulire tutte queste cannocchie sarebbe stato un gran lavoraccio, quindi metto tutto in una ciotolina così vi vado poi a mostrare la preparazione finale. Vincenzo nel frattempo sta asciugando la nostra calamarata. Allora, qui c'è la polpa del pesce. Vi ricordo che Vincenzo lo potete seguire sulla sua pagina Facebook, sì. Ricette siciliane. Lui realizza spesso e volentieri. Dimmi. Le aggiungiamo dopo? Aggiungiamolo dopo, così proprio in crudo da poter far vedere allora prendo il piatto, sì. Aspetta che leviamo questo tagliere che ho utilizzato per il pesce, così facciamo un po' di ordine, puoi poggiare la pentola anche. Ragazzi, non potete immaginare il profumo di questa pasta. Certo, però un poco di pesto lo potevi togliere. No. Un poco di crema. No. Mi sembra un piatto molto dietetico. Fare finta che la stava mangiando. La pasta. No, lasciamolo qua, guarda che bello che. Ora ci mettiamo qualche cannocchia, sì. Anche per far vedere. Spolverata.
che abbiamo utilizzato questi mostriciattoli perché veramente, diciamo, sono più simili a dei mostriciattoli che a del pesce. Mettiamo sopra un po' di polpa. Sì. Mettiamoci a decoro pure un bel peperoncino. Poi volevi mettere un po' di ricotta salata, un po' di ricotta infornata, un po' di ricotta infornata che mi è rimasta dal mio viaggio sui Nebrodi. Okay. Come vuoi, scaglie o... Grandi. Grandi. Appena accennate, ok, perfetto. Ok. Basta. Dobbiamo aggiungere soltanto la polpa di pesce. Sì. E così andiamo a completare la nostra ricetta. Siamo rientrati con i tempi. Ci siamo rientrati, non avevo dubbi. Allora, questa la mettiamo un po' sopra, così con il calore della pasta e dei tenerumi si andrà a completare la cottura. Ma noi adesso qui siamo in tanti, non vi credete che noi ci stiamo inventando delle cose che non andremo ad assaggiare. Ecco, quindi prima di scrivere la ricetta e di condividerla con i nostri amici di Io Compro Siciliano, noi l'assaggeremo, vedremo se ci sarà qualche ingrediente da andare a sistemare e così poi la scriveremo e la condivideremo sulla pagina. Cosa dire? Grazie per aver partecipato. Grazie a voi per l'ospitalità. Ma la famiglia splendida che mi ha ospitato in questa casa. Tu sai che la porta di casa nostra è sempre aperta. Io vi aspetto Angela Valla e vi aspetto a Catania. Certo, e qual è il problema? Dobbiamo inventarci qualcosa. Ma io sono disponibile a venire anche a casa vostra, non solo a Catania, invitatemi a casa. Se avete una casa in campagna, al mare, se avete un orto e vogliamo andare a fare un'esperienza sull'orto direttamente in spiaggia, perché no? O casomai unisci alla nostra comitiva. Mi sembra abbastanza felice di aver mangiato chissà quante cose. Va bene, allora noi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima con Io Compro Siciliano Chef. Vi auguriamo un buon weekend. Vi ricordo di seguire anche la pagina Ricette Siciliane di Vincenzo. Vincenzo, grazie ancora, mi sono divertita tantissimo. Che dire, alla prossima. Alla prossima, dai. Allora, ciao a tutti e buon weekend ancora. Buona giornata.